Oggi nel nostro faccia a faccia un giornalista sopra le righe, non soltanto un giornalista sportivo, ma un giornalista che si occupa anche di sociale e di politica. Con noi Anthony Di Stefano. Ciao Anthony, ben trovato. Ciao Ettore, grazie, con grande piacere, grazie dell'invito. Voglio parlare di te non soltanto di calcio, intanto perché vorremmo scoprire anche tanti lati che magari qualcuno non conosce. Allora, prima domanda riguardante però il calcio, che da un paio di anni a questa parte comunque è diventato per te il tuo pane quotidiano, o sbaglio? Ma guarda, in realtà dal punto di vista della carriera professionale nasco col calcio e poi però è chiaro che ti abitui o ti viene chiesto anche di occuparti di altro. E devo dirti in quello che oggi è un mestiere, una professione, insomma, ognuno la identifica come vuole, che un po' ha smarrito anche il senso nella sua missione, nella sua vocazione, eccetera, eccetera. Forse devo dirti che paradossalmente col calcio, nonostante le difficoltà che ci sono, perché ci sono anche lì, però riesce a ritrovare ancora quella dimensione che era originaria, no? Che non è soltanto per il racconto del campo, ma è anche per tutto quello che c'è di contorno. E questo tu lo fai benissimo. Questo tu lo fai benissimo, anche i rapporti che si vengono a creare con le dirigenze, con i tifosi. Perché con i tifosi, noi giornalisti, piaccia o non piaccia, abbiamo un rapporto di amore e odio, perché quando le cose vanno bene siamo tutti trionfanti, quando le cose vanno male basta una virgola fuori posto e non un termine fuori posto per metterti contro magari una piazza. Fa parte del gioco. Io credo però, Ettore, che su una cosa credo che dobbiamo insistere, nel senso che se tante volte raccontiamo, scriviamo o ci mettiamo la faccia per alcune cose, non lo facciamo in malafede. Assolutamente. Lo facciamo perché poi il nostro compito è quello di raccontare quello che vediamo. La verità. E quindi, per carità. È un calcio malato quello che insomma stiamo vivendo, non soltanto nel mondo dilettantistico, ma anche nel mondo del calcio professionistico. È un calcio che ci fa soffrire proprio perché forse è malato dentro? Ettore, è un calcio che quando ha deciso di mettere al centro di tutto i soldi, è chiaro che ha guastato tutto. Ha perso la poesia. Certo, perché Ettore, in ogni cosa, che piaccia o non piaccia, in cui a farla da padrona sono i soldi, è chiaro che lì non puoi trovare tutto che sia chiaro, tutto che sia romantico. Poteva andare bene una volta, non che una volta i soldi non ci fossero, ma erano comunque rapportato anche a quello che veniva fatto. Tu che sei un esperto dei campionati minori, ma tu ricordi cos'era una volta il campionato di interregionale, quella che è oggi la Serie D? È vero, era un'altra cosa. Ettore, un campionato, io ricordo da ragazzo, quando veramente cominciavo con la penna a scrivere i primi pezzi, dove c'erano dei giocatori di personalità, lì si parlava in lire, non si parlava di euro, ma c'era un rimanere con i piedi per terra, c'era una dedizione al sacrificio, al lavoro. C'erano dei contratti che valevano non perché scritti, ma perché c'era una stretta di mano dove tu in quella stagione potevi guadagnare 100 milioni. Anche perché la figura dei dirigenti era totalmente diversa rispetto a quella che adesso invece esiste nella realtà dilettantistica. Oggi non potresti mai avere certi personaggi prima ancora che dirigenti. Ma quei giocatori di quel tempo non pesavano tutto su quello che guadagnavano. Oggi non me ne vogliano tanti, ma non vale per tutti, ci mancherebbe altro. Per fortuna le eccezioni ci sono e ce ne sono anche tante. Ma oggi ogni volta che ci si siede a parlare con qualcuno è sempre soltanto per capire quanto si guadagna, quante ore libere si hanno. Non si prospetta più una visione, dove vuole arrivare questa squadra, come posso crescere, dove posso arrivare. È francamente tutto mortificante. Ma questa visione del calcio è legata al fatto anche che forse comunque i giovani di oggi hanno una lettura della vita totalmente diversa rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa? Ettore, per carità, non sono qua a fare la morale, perché l'ultimo che potrei farla sono io. Però è chiaro che gli esempi che oggi vengono fuori quali sono? Oggi gli esempi che vengono fuori dal mondo del pallone sono questi. Sono quelli per i quali anche noi come giornalisti i nostri titoli sono che X ha firmato un contratto da 10 milioni di euro all'anno, sì, è riuscito ad aumentare l'ingaggio grazie al suo procuratore. Oggi tu il calciomercato della scorsa estate, con l'invasione araba, numeri che sono... Ha sconvolto tutti. Sono dei numeri imbarazzanti, sono dei numeri che non stanno né in cielo né in terra, che gridano vendetta per chi davvero non riesce ad arrivare alla fine del mese. Ripeto, l'ultimo a dover fare la morale sono io. Ma non è concepibile, perché non diventa più calcio. Stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di business, stiamo parlando di divertimenti, ma non è più calcio.
non è più calcio. Per cui è chiaro che viene difficile anche a noi raccontare. Quanti episodi che possono fare storia noi oggi possiamo raccontare, Ettore? Pochissimi. Del passato rimangono tante storie da raccontare. Oggi si gioca ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, quindi la partita precedente già l'hai dimenticata e sei proiettata a quella prossima. Non ti ricordi contro chi hai giocato un mese fa. È brutto questo. È molto, brutto questo, no? molto brutto. Molto pagina, perché adesso voglio anche parlare di Anthony Di Stefano, giornalista che vive il sociale, vive la politica del territorio. Ti è costato insomma essere presente per conoscere fatti e documenti del tuo territorio? No, non mi è pesato, mi è servito a capire come funziona un meccanismo che io credevo di conoscere perché lo raccontavo. In realtà lo puoi capire fino in fondo come in tante cose, se non come in tutte le cose, standoci dentro. E anche la mia esperienza in prima persona è stata una palestra che mi porterò per sempre, indipendentemente poi da quello che un giorno sceglierò di fare o non fare. E devo dirti che mi è servito moltissimo a capire che anche noi giornalisti dobbiamo essere un po' più smaliziati nell'affrontare certi argomenti, perché non possiamo fermarci soltanto alla facciata, perché altrimenti anche noi rischiamo di fare male il nostro lavoro. Mi riferisco al fatto che quando io pongo il microfono ad un rappresentante delle istituzioni o scrivo qualcosa su quel rappresentante delle istituzioni, non devo fermarmi al primo acchitto, ma ho il dovere, e tante volte probabilmente anche noi per 1000 motivi non lo facciamo, ho il dovere di indagare fino in fondo, perché altrimenti prendiamo in giro noi stessi e prendiamo in giro la cosa più importante. Chi legge? Chi ci legge o chi ci guarda in televisione, guarda. perché lì aspetta che tu gli dia la notizia. Chiaro. Ma se tu ti fermi lì probabilmente non fai un buon servizio, per cui ti devo dire che questo mi è servito moltissimo e l'ho capito pienamente. Ma il fatto che adesso i social hanno velocizzato anche la tipologia di informazione ha influito anche nel tuo linguaggio? Sul linguaggio no, però devo dirti che noi come categoria non siamo stati bravi ad affrontare questi tempi, perché quando qualche anno fa i social cominciarono ad entrare a gamba tesa in questo mondo, la nostra categoria non è stata brava a leggere i tempi. Non che dovesse fare chissà che, però non abbiamo compreso subito che non si è fatta trovare pronta. Non si è fatta trovare pronta, ma non perché c'era il rischio che venissimo sostituiti, perché poi alla fine la storia adesso dice comunque il giornalista ha pur sempre il suo ruolo. Chiaro. Ma perché c'è un tipo di comunicazione che tutto è tranne che informazione. C'è un tipo di comunicazione che è pura propaganda, alla quale certamente noi non possiamo metterci a rincorrere, ma non possiamo nemmeno permettere che però diventi per la maggior parte delle persone un canale di informazione vero e proprio. Questo non è fare un bene al territorio e ai nostri tempi, è tutt'altro. Ma non si è rischiato adesso di vedere un servizio giornalistico sbriciolato in semplici titoloni e basta? Certo, perché ti dico che molta della responsabilità è anche nostra? Perché anche noi purtroppo in tanti frangenti ci siamo adeguati a questo modo di fare. E non è questo il giornalismo. Assolutamente. Ma come lo dicevo prima per il calcio, dico anche adesso, sono l'ultimo a dover fare la morale su queste cose, ma non è questo il giornalismo. Il giornalismo è quello che quando ho cominciato, e tu hai davvero più esperienza di me, ma io prima di poter scrivere un pezzo di cronaca nera ho avuto i fogli che mandavo via fax al giornale strappati, ho avuto i rimproveri al telefono fisso del mio caporedattore che mi diceva ma questo non è mestiere tuo, cambia mestiere. Oggi invece purtroppo anche noi abbiamo la responsabilità del far scrivere qualunque cosa, in qualunque modo. E non parlo di lingua italiana, che anche quello è un grave errore se sei sgrammaticato o meno, ma anche nel come ti poni, nel fornire le notizie. Purtroppo qui noi abbiamo una grande responsabilità. Io non so se potremo recuperare. C'è sempre tempo per sistemare le cose, però dobbiamo rendercene anche conto. Assolutamente. E a mio avviso adesso c'è un grave pericolo. A mio avviso l'intelligenza artificiale non può essere lasciata così alla merce di tutti. E dire che il nostro compito da giornalisti dovrebbe essere quello di raccontarla la verità. Soprattutto la verità. L'appello è davvero a chi ci rappresenta, a chi rappresenta la nostra categoria, perché ora il rischio è davvero serio. Quanto incide nella tua quotidianità e nel tuo lavoro comunque la figura importante della famiglia? Guarda, incide moltissimo, incide nella misura in cui, e tu lo sai benissimo per il tipo di lavoro che facciamo, incide molto anche la responsabilità del sapere di non poterci essere sempre.
Perché quando noi ci mettiamo a parlare Sei di calcio... compreso? Guarda, per utilizzare una frase di mia moglie, che ripeto sempre, tu ti cerchi il lavoro anche quando il lavoro non lo devi andare a fare. È un virus. Ma è quello che dicevo prima, se lo prendi come missione è chiaro che... Noi ci mettiamo a parlare di calcio, no? Ci mettiamo a parlare di calcio, ma parlare di calcio significa che intanto vai allo stadio, intanto rimani lì. Quindi che significa? Che il sabato o la domenica o sabato e domenica sei impegnato a prestare queste cose. Magari nella famiglia tradizionale il sabato e la domenica è dedicato alla famiglia. Nel nostro caso lavori dal lunedì al venerdì, poi c'è il sabato o la domenica, ripeto, sono tante volte, tutte e due le volte sei appresso, no? Non è proprio il massimo, non è proprio un bene. Però ti ha aiutato lo stesso. Però devo dirti che sì, da parte della mia famiglia, poi, ma credo come un po' in tanti di noi, poi si comprende realmente che è un lavoro diverso, ecco. Voglio come al solito chiudere il nostro faccia a faccia con la classica domanda: qual è il tuo sogno nel cassetto? Ammesso che questo cassetto sia ancora pieno di sogni, ma io credo di sì. Ma guarda, io non ho un sogno personale. Io da quando sono diventato papà ho un sogno più che altro riferito alle prossime generazioni. Io mi auguro che quando non ci sarò più si possa realizzare il mio sogno, che è quello di aver potuto lasciare qualche cosa che possa servire da stimolo, da riferimento. Insomma, vuoi lasciare un segno anche e soprattutto alle persone vicine. Che possa essere della tua esempio, vita. Ettore, perché poi alla fine davvero noi lo vediamo ogni giorno. Quello che stiamo vivendo non sono i tempi dei nostri genitori, sono dei tempi diversi. Noi avevamo degli esempi da seguire, probabilmente con quelli ci siamo anche formati. C'erano delle regole anche più ferme. C'erano delle regole perché avevamo loro che erano testimonianza, sia in famiglia che anche nel mondo del lavoro. Oggi tutti questi riferimenti non ci sono più, ci sono dei caselli di sabbia e per quell'improvviso ti svegli la mattina e vedi e trovi dei ragazzi delle nuove generazioni che sono completamente spaesate perché quel castello crolla nel giro di una notte. Quello che mi piacerebbe, il mio sogno, ormai quest'anno faccio 50 anni, non è che posso sognare di fare l'astronauta o il pilota di Formula 1, però, non lo posso più fare. Però rimane sempre comunque il cassetto. Quello che vorrei davvero è poter lasciare qualcosa che possa essere utile quando non ci sarò più. Forse è un'ambizione troppo alta, però un minimo vorrei realmente che si venisse ricordato per quello che si è fatto. E io spero che tutto ciò avvenga, perché insomma ti ritengo una persona molto valida, vera, pulita, chiara, diretta e soprattutto spontanea. Grazie Ettore, ti ringrazio, tu sei sempre molto generoso, lo dico sempre, ma ti dà merito anche insomma della reputazione che porti con te, che con chiunque si parli di Ettore Tortorici non ho mai trovato una persona, un collega che mi abbia detto: ma cui Ettore, lascialo stare, no, mai. Va bene, grazie allora, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie Ettore. Grazie ad Anthony Di Stefano, il personaggio del nostro faccia a faccia di oggi. Appuntamento al prossimo.